3, 2, 1. Tommaso e i 100 lupi cattivi di Valerij Gorbachev. Una notte in cui il vento soffiava minaccioso, Tommaso si svegliò. Mamma! La mamma arrivò di corsa. Che succede? Cosa c'è? I lupi sono almeno 100 e vogliono mangiarmi. 100 lupi? Ma sei proprio sicuro? Beh, forse erano 50, ma mi correvano dietro e io non riuscivo a scappare abbastanza veloce. 50 lupi? Ma Tommaso, sei proprio sicuro? Beh, forse erano soltanto 10, ma erano un branco assetato di sangue. Dieci lupi? Beh, 10 lupi sono un bel po'. Ma sei proprio sicuro, Tommaso? Beh, forse erano soltanto 5, ma mi stavano ormai addosso. Era soltanto un brutto sogno, Tommaso. Adesso è ora di tornare tutti quanti a letto. La mamma rimboccò le coperte ai piccoli, spense la luce e chiuse la porta. Avete sentito? Sembrano lupi. I lupi affamati con delle zampe lunghe così. E sono proprio qua fuori. Mamma! Tommaso e i 100 lupi cattivi.